E allora noi andiamo nel vicino Veneto, dove, eccolo là, già con l'insieme vittoria e con il grido oramai affermato che è... Paroni a casa nostra, direttore. Benissimo. Daniele Stival, consigliere regionale della Lega Nord, presidente della quarta commissione, assieme a Rosario Padovano. 2 minuti, grazie. Allora, consigliere Stival, questa situazione del Veneto orientale è molto intricata. A San Michele al Tagliamento la Lega Nord appoggia sicuramente Giorgio Vizzon, tra l'altro è stato registrato il gran pienone nei incontri al pubblico organizzati in questi giorni a Manafesta e San Giorgio al Tagliamento, se non sbaglio. A Portogruaro dovete ancora decidere se correre da soli o meno. Ma insomma, su San Michele, qualora si vada a elezioni, anche perché dobbiamo attendere ottobre, se andiamo a elezioni noi sicuramente appoggiamo Vizzon, perché ovviamente questo primo anno è stato un anno di buon governo e per cui senz'altro la cittadinanza ci premierà per il lavoro fatto. Su Portogruaro c'è la proposta da parte del PDL e dello stesso Tabaro di ricandidarsi. Noi siamo a disposizione, come avevamo fatto in questi 6 mesi, abbiamo ragionato su un programma alternativo utile alla città, abbiamo visto che la coalizione aveva preso anche il consenso per vincere. Evidentemente vengono bene questi 6 mesi di commissariamento in cui il commissario ha modo intanto di fare un po' di ordine sul, tra virgolette, casino che c'è nel nel comune di Portogruaro dal punto di vista economico-finanziario. Messo a posto tutto quanto, avremo la possibilità di... Ma perché lei adopera questo termine, mettere a posto? Cos'è? Prima venivano premiati gli amici degli amici? Ma sai, c'è sempre la possibilità di essere utili alla comunità in vari modi. Chi è ovviamente chi gestisce il potere vale sia per le giunte rosse che le giunte verdi o blu o nere. Noi riteniamo che per poter lavorare a darvi pari dal punto di vista politico ci sia bisogno di questo periodo di transizione. Senz'altro la cittadinanza potrà capire che si può vivere anche senza il centro-sinistra in quel di Portogruaro, ma soprattutto che finalmente in questi 6 mesi avrà modo di capire che ci devono essere dei progetti alternativi anche per Portogruaro. Ci siamo riusciti in meno tempo a San Michele al Tagliamento, ci metteremo un po' di più a Portogruaro, ma senz'altro riusciremo a cambiare anche Portogruaro. Ringraziamo dunque Daniele Stival per il suo intervento. La linea alla redazione centrale. Grazie al nostro amico Daniele Stival.